Una dimostrazione di cake design qui al Coffee Show Latte Art, che tra l'altro adesso va anche oltre i confini siciliani, in questo caso va verso Roma. Cake designer appositamente qui a Siracusa, invitata da Melania Zanti per effettuare questo momento di preparazione, di dimostrazione. Facciamo una dimostrazione di come poter realizzare un bambino, quindi cominceremo prima facendo il corpo in modo da aspettare che la pasta assesti e poi andremo via via con le gambe, con le braccine e quindi poi col visetto. Sembra quasi impossibile che si possa veramente realizzare da un pezzo informe di pasta tutto quello che invece poi potete vedere già fin da adesso attraverso le nostre telecamere. Cominciamo a dare un attimino la curvatura della schiena, dove poi andremo ad applicare le gambine. Sistemiamo la pasta. Fa un po' caldo, quindi intanto la appoggiamo qua in modo che asciuga un attimino e continuiamo via via con quindi le gambine e poi avremo le braccia. Acqua e zucchero? Beh no, non proprio, questa è una pasta specifica per il modeling. Io uso questa, la modellina della Cake and Cake, che si presta molto bene per questi tipi di lavori perché insomma è malleabile e riesce nonostante il caldo a tenere la forma. Ci regoliamo più o meno sulle misure, che ovviamente questa già è fatta per un attimino per ottimizzare il tempo. Come nasce il legame con Melania Zanti? Roma-Siracusa, siete tutte in collegamento fra di voi, le designer italiane e non solo? Diciamo che con Melania ho trovato innanzitutto un'amica e grazie a lei insomma abbiamo aperto una collaborazione e quindi ogni tanto a qualche evento, innanzitutto per il piacere di incontrarsi, di vedersi e poi diciamo che ci compensiamo. Lei che è bravissima a dipingere, infatti aspetto che mi faccia un corso di painting. Ecco, stiamo cercando di attrezzi, io ne uso veramente pochi perché preferisco comunque lavorare con le mani. Andiamo a creare il piedino. Fin qui c'è già una gambetta, adesso io vi invito, ve la ricostruiremo attraverso le immagini, a seguire da questo momento in poi. Abbiamo aspettato la fase embrionale in cui però già qualche elemento è visibile e guardate un po', tra poco, che cosa accadrà.
questo, incredibile ma vero, è il lavoro finale, quello che da quella pasta informe Felicita ha creato proprio con queste mani, con sole 2 mani. Beh, insomma, è un lavoro che comporta grande attenzione, che ha bisogno anche di un po' di tempo, ma non tanto quanto se ne immaginerebbe quando le mani sono esperte. No, beh certo, insomma alla fine ci vuole la pratica. Consiglio a tutti, premetto che io sono un autodidatta, sono un odontotecnico e quindi ho cominciato così per passione, cominciavo a giocare col pongo col ragazzino, poi dico ma chissà di zucchero come viene e piano piano poi insomma ci si allena, ci si capisce un attimino il discorso delle proporzioni e questi poi sono i risultati. Con tanta tenacia può chiunque. Un odontotecnico, pensa che denti dritti che devono venire alla gente. Ma non mi ci vedevo in quel ruolo, preferisco farglieli cariare. Un hobby che è diventato una professione, adesso è questo quello che impegna le tue giornate. Beh sì, anche se continuo a pensarlo come un hobby, perché poi se diventa un lavoro, almeno dal mio punto di vista, come se si bloccasse la vena creativa, perché quando è lavoro sai sotto pressione, lo stress e quindi non riesci a dare quello che poi è il meglio di te, quindi preferisco pensarlo come il mio hobby. Abbiamo chiesto tante volte anche alle altre cake designer che abbiamo incontrato durante le varie edizioni del Coffee Show Latte Art, può farlo chiunque? Chiunque abbia la passione, abbia la tenacia e la voglia di migliorarsi con l'esercizio come in tutte le cose.